Amici bellini, allora, sta girando sta voce, no? È una voce interessante perché quando poi si parla degli acquisti noi dobbiamo valutare quanti ne teniamo. Quando si parla delle cessioni io mi eccito ancora un po' di più. Mi eccito nel senso I'm excited, no? Che capite quando poi traduco dall'inglese. Allora, benvenuti, bentornati se siete quelli della mia community, vi ringrazio sempre perché cliccare sul video non è facile, specialmente in questi giorni di calura e di mondiale, però l'argomento, la copertina se la merita Gattuso con Lucca per arrivare a Ghila. Si sta rincorrendo sta cosa, è partita più o meno una settimana fa e adesso ne parliamo perché non capirei poi la formula, come si può sviluppare. Se qualcuno ha idea, qualcuno ha provato a rispondermi su X, ma non ho capito bene, perché mi sono chiesto: se il Real Madrid ha il 50% della rivendita di Ghila, nel momento in cui una squadra arriva, ti dà 30 milioni, tu 15 milioni li devi dare al Real Madrid, tu lo Tito li devi dare al Real Madrid. Ma se fai uno scambio, fai conto uno scambio alla parliamo per assurdo, io valuto Lucca 25 milioni, l'abbiamo pagato 35, si è svalutato, 25 milioni Lucca. Io valuto Ghila 25 milioni, perché comunque è in scadenza l'anno prossimo, quindi non puoi chiedere 30-35. A parità, cioè il Napoli, eccoti Lucca, eccoti Ghila. Il Real Madrid che fa? È la domanda legittima che io mi faccio. Perché se tu lo valuti 25, allora poi che fai? La Lazio deve darglieli a soldi? Cioè, capitemi, ho valutato Ghila 25 milioni, perché poi ritorniamo al discorso, qualcuno mi citava il discorso delle plusvalenze, come fai a dare un valore, eccetera, eccetera. Ed è bellissima questa cosa. Poi parliamo anche delle altre cose, perché è uscito la storia di Meret, Savic, Ambrosino, Dybala, non si può fare un'estate senza parlare della suggestione Dybala, e Lang, Fiorentino. Però capite un attimo questa squadra e datemi soddisfazione per finanza creativa. Cioè io valuto 25 milioni, facciamo così, quindi praticamente 12,5 devono andare al Real Madrid. Se tu hai preso Lucca e quindi hai questi 25 milioni in forma di giocatore, glieli devi dare fisicamente i 12 milioni al Real Madrid? Mi sembra una follia. Cioè, come fa poi la squadra, nello specifico la Lazio, che ha anche la situazione del costo zero, del mercato a costo zero, quindi quello che ti entra tu quello puoi spendere, la ritengo un po' fantasiosa come possibilità. Però sono curioso di sapere. Ovviamente noi dovremmo vedere i contratti, se sul contratto sta scritto Ghila solamente a soldi tu mi dai il 50%, se invece si tratta di altri giocatori messi in mezzo io devo avere, perché non esistono manco più le comproprietà, manco a dire tu mezzo Lucca glielo dai al Real Madrid, cosa ne fa il Real Madrid di lui? Quindi questa è la prima cosa che mi sono chiesto. Adesso perdonate anche il video da telefonino, ma devo andare come al solito, devo prendere la nave per fare queste mie serate così, però magari dalla nave noi possiamo dare uno sguardo a quello che sarà. Oggi c'è l'Olanda e mi interessa perché non ho visto l'altra partita e volevo capire, e l'Olanda ci lega, ci riporta a Lang, no a Lang o no a Lang, che insomma panchinaro, l'Olanda non gioca nemmeno benissimo, però adesso è uscita questa nuova indiscrezione, idea Lang per la Fiorentina. Però la fonte non mi convince, TMV, Telemercato, Telemundo, prima o poi ne indovinerà una, giusto per quando spari nel mucchio, no? Prima o poi una la indovini così, però finora quelle che ci hanno detto non è che... E loro hanno anche parlato di Lucca possibile verso il Cagliari. Insomma, il Napoli da qualche parte lo deve dare, a meno che tu non riesci a piazzare Lukaku, perché noi adesso stiamo parlando, stiamo guardando... Ho letto pure un articolo che dice De Laurentiis adesso si va a vedere la partita del Belgio per valutare le condizioni di De Bruyne, ma De Laurentiis deve valutare le condizioni di De Bruyne. Noi dovremmo avere un allenatore, dove sta? Quando arriva, quando ce lo presentate, noi siamo abituati ad aspettare che le magliette arrivano a luglio così, ma gli allenatori poco prima. E avevo sentito anche che non si farà una presentazione in grande stile come fu per Garcia e come è stato per Conte, una cosa più semplice.
Fatela una conferenza, voglio sentire, voglio capire. Comunque, questa è la situazione Lucca Chila. Gattuso diventa eroe nazionale, o eroe nostro almeno, che poi si leggono sempre ogni tanto delle cose che riguardano il passato. In questo caso, se lui, Lucca... No, vi dicevo, se vendi Lukaku, Lucca si può giocare la chance di, però comunque parti dalla panchina, cioè, non lo so, Lucca lo puoi paragonare a Füllkrug. Io sto cercando di fare dei ragionamenti in base a quello che è stato l'ultimo Allegri con il Milan, e se Lucca lungo lo puoi paragonare a un Füllkrug, e comunque quando l'ha avuto Allegri non l'ha utilizzato mezza volta, e comunque ha preferito far partire Leao e Pulisic in quella zona d'attacco senza avere nemmeno, che dici, là andavano benissimo. No, non sono andati nemmeno benissimo. Pensavo Gimenez, invece nemmeno Gimenez. Quindi io non lo so qual è l'attaccante che in questo momento Allegri preferisce. Io credo che su Højlund non ci debbano essere discussioni, ma se vuoi giocare a due, che fai? Ci metti una mezza punta vicino? Una roba, un numero 10? Una roba alla Dybala? Dybala non lo metto nemmeno in copertina, forse nel titolo, ma è per sfizio e per gioco. Se andate a vedere sul mio Twix, mi pare fosse Area Napoli, una suggestione di Dybala, non so chi ha parlato, eccetera eccetera, Dybala verso il Napoli, però Allegri potrebbe rappresentare un ostacolo, perché Dybala con Allegri non si trovava tanto, quindi già questo non dovrebbe proprio una non notizia, ma il dettaglio che ti fa capire la veridicità di certe indiscrezioni e di quanto poi le suggestioni possano essere plausibili o meno. L'incipit, no? Dybala in questo momento è impegnato nel mondiale con la sua Argentina. Stanno arrivando i miei amici che devo partire. Dybala è impegnato al mondiale, quindi adesso si concentra sul mondiale, poi dopo parlerà sia con la Roma per un rinnovo, con le altre squadre, addirittura la Juve, ritorna alla Juve. Dybala non è impegnato nel mondiale, a meno che non mi sia perso qualcosa, non l'ho visto, non mi sembra. Quando vi mettete a inventare delle storielle che vanno benissimo, bisogna farli girare, anche ho letto tifosi dire: dammi una notizia di mercato, anche falsa, ma dammela, perché abbiamo bisogno di parlare, di chiacchierare. Ce le inventiamo le notizie, ma non inventiamo le cose proprio che non è impegnato al mondiale Dybala. Quindi Dybala, una volta che finisce il mondiale dove non è impegnato, ci penserà. E questa è la situazione del numero 10. Fiorentina Laga l'abbiamo detto, Ambrosino potrebbe riaccasarsi al Modena, qualcuno ci ha detto. Rafa Marin è anche uno di quelli considerati per lo scambio con Chila, anche lì c'è da capire se Lotito può fare questo tipo di operazione, e sarebbe folle perderlo a 0 l'anno prossimo. Anche questo dice: no, se non mi dai tanto io preferisco perderlo a 0. Non è meglio che ti prendi poco? Però anche lì c'è il problema che pure Romagnoli, io vorrei capire con quale squadra, perché poi dice Gattuso che se ne fa di Lucca, perché gli piace Lucca, come te lo spieghi questa cosa qua? Può essere pure che Gattuso, e me ne vado per un'idea, Gattuso dice: fammi pigliare almeno uno, nel senso che mi guarda Ratkov, quello là, lo so che già che non mi convince, Dia, eccetera eccetera, Maldini falso 9 io non lo vedo, dammene uno, perché forse siamo inguaiati con il mercato. Chila è l'unico che mi può fare. Cerco disperatamente di trovare una logica in tutto questo, ma non la trovo. E poi situazione dei portieri. Pedulla ha detto: Meretta alla Juve non mi risulta, e pare che si stia parlando più di un Milinkovic-Savic in uscita, che vedremo se qualcuno, perché non ci sono grandi notizie di interessi. C'è l'interesse, ci fanno filtrare l'interesse per Vicario con l'uscita di uno o di tutti e due i portieri, con la possibilità a quel punto, se ti prendi Vicario, gli lasci un Contini alle spalle, un Ferrante, il Turi che avevamo già, e quindi sempre per le liste potrebbe essere una scelta, sperando insomma che Vicario non lo debba Allegri, non lo dovrebbe mai sostituire, perché poi ragioniamoci su Savic, Meret comunque il problemino fisico ogni tanto lo ha avuto, nel caso della stagione scorsa la frattura, e te lo sei ritrovato Milinkovic-Savic, quindi non è stata una spesa folle
che potevi risparmiare e lasciare Meret in porta, te lo sei ritrovato. Quindi su questo discorso dei portieri bisogna poi aggiornarsi, perché a me io non l'ho capita tantissimo, ma vi ho spiegato nel video di ieri la logica secondo la quale se poi Meret comunque non funziona o fai tutta plusvalenza e puoi ritornare in questa storia qua. Basta, mi dispiace per McTominay che ha perso ieri. La Turchia, la prima eliminatissima, e là anche discorsi insomma un po' strani così, ma ne parleremo. Da New York, Valerio Fluido è tutto, vi abbraccio e vi bacio.